Benvenuti, buongiorno, pace a tutti. Allora, in questi giorni il Signore mi sta parlando molto riguardo alla paura e sto realizzando tante cose, tante certezze. In realtà non è un periodo in cui ho particolarmente paura, però il Signore proprio mi sta parlando, sto leggendo un piano nella Bibbia e sto proprio realizzando di quante cose ci sono scritte nella Bibbia dove il Signore ci dice che non dobbiamo avere paura perché Lui è al nostro fianco, e quindi ho pensato di condividerlo con voi perché penso che magari possa essere utile a qualcuno, per cui vi leggo due tra i 1000 passi che ci sono nella Bibbia che ci danno una certezza. In Romani 8,31, che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? E ancora in Romani 8,1-2, non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e dalla morte. Se il creatore che ha creato ogni cosa ha deciso di stare dalla nostra parte, chi potrà farci qualcosa? Potremmo essere magari toccati nel fisico o nei sentimenti, nella mente, ma la nostra anima non potrà essere toccata perché noi siamo di Cristo Gesù. Quindi voglio incoraggiarvi a credere in questo, credere nelle promesse del Signore e stare saldi in Lui. Lodiamo il Signore insieme. Rallegrerò nell'eterno il mio Dio, l'anima mia esulterà nella rocca eterna, poiché mi ha rivestito di salvezza e mi ha coperto con la giustizia sua, giustizia sua. Bella
nostro caro e buon Gesù, sempre vicino a Lui qua giù, voglio amare sempre più. Egli è il Re dei Re, Signore dei Signori, si chiama Gesù, 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 sì, egli è il Signore, si chiama Gesù, Gesù, non temere più, e può rompere ogni laccio e può dar la libertà, non c'è nulla che il Signor non possa fare. Voglio amare sempre più il nostro caro e buon Gesù, sempre vicino a Lui qua giù, voglio amare sempre più. Egli è il Re dei Re, Signore dei Signori, si chiama Gesù, 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 sì, egli è il Signore, si chiama Gesù, Gesù, non temere più, e può rompere ogni laccio e può dar la libertà, non c'è nulla che il Signor non possa fare. Si chiama Gesù, Gesù, non temere più, e può rompere ogni laccio e può dar la libertà, non c'è nulla che il Signor non possa fare. Siamo convinti? Siamo convinti che non c'è nulla che il Signore non possa fare? Allora siamo al posto giusto questa mattina. Si chiama Gesù, Gesù, non temere più, e può rompere ogni laccio e può dar la libertà, non c'è nulla che il Signor non possa fare. Gloria a Dio! Alleluia! Signore, questa mattina siamo qui e dichiariamo tutti quanti insieme che Tu sei Dio. Alleluia, che Tu sei seduto sul Tuo trono e che ogni cosa è sotto il Tuo pieno controllo. Anche questo culto noi chiediamo che il Tuo Santo Spirito possa guidare ogni cosa, che ognuno di noi possiamo pienamente essere convinti che siamo alla Tua presenza, affinché la Tua gloria scenda nel nostro mezzo questa mattina. Insieme, Signore, vogliamo dirti, io sono solo un portavoce, ma vogliamo dirti che vogliamo vedere la Tua gloria in mezzo a noi. Vogliamo vedere espandere il Tuo Spirito con potenza nel nostro mezzo. Signore, Tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. La Tua mano non si è accorciata. Signore, Tu sei potente questa mattina da liberare, da guarire, da sanare, da battezzare con il Tuo Santo Spirito. Signore, benedici dovunque in questo momento si sta lodando e benedicendo il Tuo nome. In qualsiasi luogo i Tuoi figli sono radunati, Signore, che la Tua benedizione scenda nel loro mezzo come nel nostro mezzo questa mattina. Signore, la predicazione della Tua parola sia guidata dal Tuo Santo Spirito. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Alleluia. Gloria a Gesù. Vasaio Tu sei, la mia vita è tra le Tue mani, plasmami e rimuovi Tu ogni imperfezione da me, Tu non mi getti mai via, riprendi tutto da capo, mi rimodelli, Tu perdoni i miei sbagli, fai di me ciò
so che resti con me. Nella fornace io e te, il fuoco non mi consuma, mi rende sempre più puro. Io sarò come te, a tua immagine, fai di me ciò che vuoi, portami dove vuoi, usa il mio dolore, offro il mio cuore, tutta la mia vita è tua, fai di me ciò che vuoi, portami dove vuoi, usa il mio dolore, offro il mio cuore, tutta la mia vita è tua. Io non morirò, anzi io vivrò, racconterò le tue opere, racconterò il tuo miracolo in me. Io non morirò, anzi io vivrò, racconterò le tue opere, racconterò il tuo miracolo in me. In me. Oh, oh, fai di me ciò che vuoi, portami dove vuoi, usa il mio dolore, offro il mio cuore, tutta la mia vita è tua, fai di me ciò che vuoi, portami dove vuoi, usa il mio dolore, offro il mio cuore, tutta la mia vita è tua. Mi hai liberato per liberare, mi hai liberato per liberare, mi hai liberato per liberare, mi hai liberato per Benedici il Signore, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Il sole sorge su un nuovo
quello che mi aspetta, ma canterò finché la notte arriverà. Benedice il Signore, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Sei lento all'ira e sei ricco in grazia, sei grande Dio, sempre ti amerò, e per la tua bontà io resterò a cantare. Mille ragioni ancora troverò. Benedici il Signore, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Il giorno in cui non avrò più forza, il tempo mio qua giù finirà. La mia anima continuerà a lodarti per 1000 anni e per l'eternità. Benedici il Signore, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Benedici il Signore, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò, per sempre ti adorerò, per sempre ti adorerò. Voglio parlarvi questa mattina. Il messaggio della predicazione l'avete già visto perché l'ho mandato una parola un po' particolare, ma chi conosce la parola di Dio sa di cosa sto parlando. Tetelestai. Perché ho preso questo? Perché lo Spirito Santo ha parlato al mio cuore per parlare intorno a questo argomento? C'è stato un documentario che hanno fatto in settimana, che hanno fatto vedere tutti gli artisti, i migliori artisti del mondo, anche pittori famosi, famosissimi, e anche musicisti. Ci sono alcune opere che non le hanno finite. Se voi andate a vedere e scrivete su Google opere non terminate, vedete quante opere che ci sono, Michelangelo, ma tutti. Ci sono delle opere che non sono state terminate, ci sono quadri che sono lì che non hanno terminato, e sotto viene scritto anche in alcuni, viene scritto anche il motivo perché non ha terminato quell'opera. Perché magari c'era qualcuno che non voleva mettersi in posa come aveva detto lui, lascia a metà e se ne va. E si vede proprio una macchia perché i due di loro non volevano stare a tavola insieme con gli altri seduti, quindi l'artista si è ritirato da fare quest'opera. Tetelestai. Leggiamo la parola di Dio. Giovanni capitolo 19, leggiamo dal versetto 25 al versetto 30.
Il verso principale che leggerò è il 30, però voglio leggere un po' nel contesto perché possiamo capire. Non leggo tutto il momento della crocifissione perché ci porterebbe tempo, ma lo puoi fare a casa. Avete preso Giovanni? Capitolo 19, dal 25 al 30. Or presso la croce di Gesù stavano sua madre e le sorelle di sua madre, Maria di Cleopa e Maria Maddalena. Chi c'era presso la croce? Le donne. Dove erano gli uomini? Sorelle, siete forti. Dio vi ha dato il dono della maternità. Se l'avesse dato a noi saremmo un quarto della popolazione, forse. Noi se abbiamo un po' di febbre, subito diciamo di chiamare il pastore che viene a fare la preghiera con l'unzione dell'olio. Dopo questo, sapendo che Gesù ogni cosa era ormai compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse: ho sete. E c'era là un vaso pieno d'aceto, inzuppato dunque una spugna nell'aceto e postala in cima ad un ramo d'issopo, gliela accostarono alla bocca. Quando Gesù ebbe preso l'aceto disse: è compiuto. E chinato il capo rese lo spirito. È compiuto. Tetelestai è la traduzione che ci hanno dato, perché voi sapete che il Nuovo Testamento è scritto in greco e in aramaico. E quindi tetelestai è proprio la parola che significa è compiuto, è fatta, è compiuto. Ora alcuni studiosi delle Sacre Scritture, teologi studiosi, ma anche alcuni rabbini cristiani convertiti al cristianesimo, dicono che Gesù invece ha parlato in lingua ebraica, perché Gesù era ebreo. Quindi noi abbiamo la traduzione, perché la traduzione nostra è una traduzione scritta nel greco, ma la traduzione che danno loro è kala, in ebraico, che comunque ha lo stesso significato. Ho terminato, ho concluso, ho finito, ho terminato, ho concluso. Poi ne dice ancora tante altre, ma questo è un po' il concetto. Che cosa voglio dirvi questa mattina? Questa mattina voglio dirvi che Gesù era venuto qui su questa terra per compiere un'opera. Il Padre gli aveva dato un'opera. Se voi vedete Luca capitolo 22 versetto 37 dice: poiché io vi dico che ciò che è scritto deve essere ancora adempiuto in me. Ed egli è stato annoverato tra i malfattori, infatti le cose che si riferiscono a me stanno per compiersi. Gesù disse ai suoi: io sono venuto per compiere le opere del Padre mio. Sono venuto qui con un mandato. Io sono venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Gesù è venuto per compiere un'opera. Questa mattina io vorrei che tu gioissi perché Gesù è venuto per te e per me. Dovremmo saltare dalla sedia. Difficilmente qualcuno ti verrebbe a salvare. Difficilmente qualcuno darebbe qualcosa per te. Gesù ha lasciato la sua gloria, che non immaginiamo, un giorno la vedremo, la gloria che ha lasciato. Ed è venuto a salvarci. Sapete, c'è un programma in televisione che mi piace moltissimo, che si chiama il proprietario in incognita, qualcosa del genere. Il boss in incognito. È bello, perché questo boss, diciamo il capo dell'azienda, si traveste, gli mettono un trucco e lui va in mezzo agli operai. E quindi si mette lì con la scusa che lo stanno assumendo la prima volta, lui sta facendo un'esperienza e sente cosa ne pensa del padrone e dell'azienda.
E ci sono alcuni che gliene dicono di tutti i colori, ma ci sono quelli che invece sono fieri, soddisfatti. E alla fine vengono pagati in maniera straordinaria. Perché poi si raccontano, gli dicono che magari ha un figlio che ha un problema, che il titolare non sapeva, che tutte le mattine lo deve portare, deve fare, deve sbrigare, o la moglie o il marito, oppure non si sono sposati con la moglie perché non avevano avuto le necessità per poterlo fare, cioè non avevano niente, e il titolare alla fine li chiama una alla volta, si gira e dice: quello che tu avevi vicino ero io. Ero io. Mi sono sempre chiesto, chissà quante volte il Signore è venuto sotto forma di qualcuno. La Bibbia ci dice che alcuni di voi hanno ospitato angeli. È vero o no? Angeli. Ma chissà quante volte il Signore ha fatto bussare alla porta a qualche mendicante, a qualcuno, o a qualcuno che magari ti ha chiesto qualcosa e non gli hai dato retta. Chissà, me lo sono sempre chiesto. E dopo vado davanti al titolare, che è Dio quel giorno. Quello lì ero io. Quella donna piccolina, che si chiama Madre Teresa, quella donna diceva che quando lei stava vicino a un lebbroso, quando stava vicino a un bambino che lo gettavano per strade, che lei li andava a raccogliere, io vedevo Gesù. Io non vedevo il lebbroso, io vedevo Gesù. Io stavo vicino a Gesù. Che il Signore possa mettere l'unzione del suo Santo Spirito sui nostri occhi, affinché noi possiamo vedere come Lui vedeva, e che ogni spirito di religiosità sia spezzato nel nome di Gesù. Che a volte lo spirito di religiosità, la nostra conoscenza, la nostra preparazione biblica, a volte ci crea più ostacoli. Il Signore è dovuto intervenire, esco un attimo fuori dal tema, ma poi rientro nel tema. Quando ho fatto la scuola biblica ero uno di quelli che usciva sempre dal tema e mi diceva: tu devi ritornare sul tema. Abbiamo bisogno di imparare. Lo Spirito Santo, se voi vi ricordate, dovette tirare le orecchie a Pietro. Ve lo ricordate? Perché gli diede una visione. Qual era quella visione? Prima che andasse a casa di Cornelio, qual era la visione? Che lui vide un telo grande che lo tenevano per 4 lati e dentro c'erano tutti gli animali impuri, che la legge di Dio non ti permetteva di mangiarli. Ammazza e mangia. Era il Signore che stava parlando, non era il diavolo. Ma lui: io mai mangerò, mai farò questo. Mai, a volte la cosa della religiosità, noi siamo mai. L'Apostolo Paolo avrebbe detto, l'Apostolo Paolo si è andato sull'Areopago dove c'erano tutte quelle sculture, ma che ci fai tu in mezzo alle sculture? Via dalle sculture, via dall'immagine. Eppure Paolo è andato là e ha predicato l'Evangelo. E quando Pietro è stato ripreso dal Signore gli ha detto: non fare tu impuro ciò che io ho purificato. Che insegnamenti. Fratelli, la conoscenza della parola di Dio, ascoltate, la conoscenza della parola di Dio che noi studiamo non serve per gli altri, serve per noi. Serve per la nostra vita. Però dobbiamo stare sempre con i piedi per terra, sempre e comunque, perché la conoscenza gonfia è lo Spirito che vivifica. E noi abbiamo bisogno che lo Spirito Santo parli al nostro cuore per poter parlare alle persone. Io non mi faccio più nessuno scrupolo di parlare a chiunque, non ho nessun tipo di problema di stare con chiunque esso sia. Prima me lo faceva, e mia moglie mi conosce molto bene dall'inizio del nostro fidanzamento. Venivo da una chiesa dove tutto era peccato, dove dovevo stare fuori. Non sono mai entrato in chiesa cattolica. Sono entrato in chiesa cattolica quando avevo 25 anni e sono entrato per un funerale. Perché dove vai? Poi dopo alla fine ho predicato pure in chiesa cattolica. Sono andato a predicare in chiesa cattolica.
E se mi chiedessero la domenica mattina di andare in chiesa cattolica, voi pensate che io starei qui con voi? Io andrei a predicare tutte le domeniche mattine in chiesa cattolica e predicherei l'Evangelo di Gesù Cristo. Alleluia. Mi ricordo che abbiamo fatto un funerale di una sorella che purtroppo la mamma per causa dei figli e cose ci chiesero di fare il funerale in quella chiesa cattolica, allora ci chiesero vennero da me e disse: lo faresti in chiesa cattolica il funerale? Ma se il sacerdote me lo fa fare. E il sacerdote, ricordo ancora, ci incontrammo, disse: lei faccia come se fosse la sua chiesa. Immaginatevi, a un pentecostale dice una roba del genere. Non stavo più nei panni. La cosa bella fu che all'inizio ci incontrammo dietro nella sacrestia, si chiama così, no? E allora lui mi voleva dare la veste. Gli ho preparata uno, ho detto: io già ce l'ho, grazie, non ho bisogno di questo. Però mi ricordo ancora quella predicazione, fu una predicazione usata dal Signore potentemente. Non mi risparmiai niente, assolutamente. Io sono la porta, Gesù Cristo è la porta, non ci sono messa, non ci sono... Ma io là proprio mi aprì completamente. C'era il nostro coro che cantava, abbiamo lodato il Signore, è stata una cosa bellissima. Alla fine del culto, mentre usciva la bara che andava fuori, il prete mi venne incontro con le braccia aperte, sembrava un pipistrello, che c'era e mi abbracciò e mi disse: che messaggio bellissimo. E io dissi: guardi che se vuoi domenica prossima io ci vengo. E ho dovuto chiedere l'autorizzazione al vescovo per farti venire qui. Mi fanno un'altra domanda. Gesù ha lasciato la sua gloria, perché io vorrei questa mattina che noi ci accostassimo alla Santa Cena, non con uno spirito religioso, perché questo può succedere nella Chiesa. Noi ci abituiamo. Sapete, ci sono alcune chiese che la Santa Cena la fanno una volta all'anno. Dove vengo io, si fanno i battesimi una volta all'anno e ne fanno 50, 60, 70 battesimi la mattina e la domenica successiva poi fanno la Santa Cena. E la fanno una sola volta all'anno. Poi ci sono alcuni che la fanno ogni 3 mesi, poi ci sono quelli che la fanno ogni mese come noi, quando poi qualche volta cerco per alcune situazioni dico facciamola domenica prossima, cioè fra il mese prossimo. Poi ci sono alcuni che la fanno tutte le domeniche. Ma non deve essere un'abitudine. Noi dobbiamo ricordare ciò che Cristo ha fatto per noi. Gesù è venuto per riscattare l'umanità dal debito del peccato. Galati capitolo 3 versetto 13. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Cioè Cristo ci ha riscattati dalla maledizione. Che opera grande che ha fatto il Signore. Non avremmo mai potuto comprarci la salvezza. Neanche se ci dava 20 vite su questa terra, 2000 anni di vita a lavorare per mettere soldi da parte per comprarti la salvezza. La salvezza è un dono che viene da Dio. E Gesù è venuto per salvarci, per redimerci. Pietro dice, capitolo 1, versetto 18, in prima Pietro, dice: sapendo, ascoltate, è meraviglioso. Lo state mettendo, Debbie, lo stai mettendo? Sapendo che non con cose corruttibili, con argento, con oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue. Gloria a Dio, col prezioso sangue di Cristo, come l'agnello senza difetto e senza macchie. Questa mattina tu dovresti gioire alla presenza di Dio, perché tu con me siamo stati riscattati. Sapete cosa significa riscattati? Sì. Io ho un debito e finché non lo pago io sono sempre debitore. Non posso fare niente. Ai tempi di Gesù sapevano bene cos'era un debito, perché lo pagavano i figli.
c'erano servi di Dio, profeti, che avevano dei debiti. E quando sono morti sono andati dalla vedova e hanno detto: adesso i tuoi figli sono nostri schiavi, fino a quando non pagherai il debito. Gesù è venuto e ci ha riscattati. Come ci ha riscattati? Non con oro e con argento, ma con il prezioso sangue suo. Non c'è remissione di peccati senza il sangue di Gesù. Sangue dell'agnello. Egli ci ha resi degni. Guardate quante cose ha fatto il Signore sulla croce. Egli ci ha resi degni. Non siamo degni per le nostre opere. Le nostre opere davanti a Dio sono come dei panni sporchi. Eppure noi a volte ci soffermiamo sulle opere. Non sto facendo questo, non sono in grado di fare questo, non sono in grado... E il nemico ti tiene bloccato lì, perché dice: tu non sei degno. Perché tu per essere degno devi fare determinate cose. Con il Signore è al contrario. Il Signore dichiara chi è degno. Dice Colossesi capitolo 1, 12 al 14 e dopo dal 20 al 22. Rendendo grazie a Dio Padre che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce, poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre. Sai che vivevi nelle tenebre? Sì. E ci ha trasportati. Non dice che ci trasporterà quando noi moriremo, andremo in cielo, ma oggi ci ha trasportati. Noi viviamo nel regno di Dio. Noi viviamo al suo regno. Nel suo regno amato, del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono di peccati, avendo fatto la pace per mezzo del sangue della sua croce, di riconciliare a sé per mezzo di lui tutte le cose, tante quelle che sono sulla terra come quelle che sono nei cieli. E voi stessi, che un tempo eravate estranei e nemici nella mente, nelle vostre opere malvagie, ora vi ha riconciliati nel corpo della sua carne mediante la morte per farvi comparire davanti a sé santi e irreprensibili senza macchia. Questa è una cosa che non capirò mai. Un giorno la capirò appieno. Perché lui dice che ci fa comparire davanti a Dio senza macchie. Stamattina potrei dire a tutti quanti voi, ma compreso me, chi è senza macchie di peccato? Credo che nessuno abbia il coraggio di dire io sono senza peccato. Perché noi a volte i peccati li pesiamo. Pensiamo che quello che ha violentato, quello che ha ucciso, quelli sono peccati. Ma la parola di Dio dice una cosa. Semplice. Chi sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Se tu hai la casa che la roba che hai esce fuori dalla tua casa e continui a comprare roba, però vedi una persona che è nel bisogno. Se tu sai fare bene o sei in grado di fare il bene e non lo fai, commetti peccato. Perché la Chiesa del Signore deve essere una Chiesa generosa, una Chiesa che partecipa, una Chiesa che testimonia? Perché le persone, prima di vedere il Signore, vedono noi. Perché il Signore lo vedono attraverso di te e attraverso di me. Giovedì ho parlato della testimonianza, della buona testimonianza che noi diamo, affinché glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. La nostra testimonianza nel posto di lavoro, nella nostra città. Vi ho scritto, no? Vi ho mandato quella donazione che abbiamo fatta. Perché sono venuti da noi? Come si sarebbero permessi di venire in una chiesa e dire ci potete aiutare? Non credo. Perché? Perché emaniamo il profumo di Cristo. E ricordatevi una cosa, questo non lo voglio dire nel senso che si possa fraintendere, quello che noi seminiamo, quello noi raccogliamo. Quello che noi
diamo per l'opera del Signore, Dio sicuramente non è in debito con nessuno. Siete d'accordo o no? Dio non è in debito con nessuno. Che esperienza mi fece fare il Signore un anno nella mia vita. Avevo la macchina a guasta, io dovevo dare la decima in chiesa e ho detto stavolta, Signore, mi dispiace, ma devo aggiustare l'auto. Perché andai dal meccanico, il meccanico mi disse è un problema serio. E quando si fa, non lo so, ancora c'era la lira. Io ero membro di chiesa. Ancora la lira. Prendevo 1,2 al mese. Questo mi disse, guarda, penso 1 milione. Mamma mia, disse, che è successo? C'era mezza macchina smontata da dietro. Il cuore mi batteva, ma io devo dare la decima, parlai con mia moglie, dobbiamo dare la decima al Signore. Perché il Signore è mai venuto meno, assolutamente dobbiamo dare la decima al Signore. Poi il Signore, dirò a questo qua per sodarvelo un po' alla volta, se possiamo dare, diamo quello che diamo, se no andiamo in bene. Comunque io feci la mia parte. Quando andai a ritirare l'auto, questo qui mi chiamò nell'ufficio e disse, senti, la verità è colpa mia, era una stupidaggine. Però, siccome che è colpa mia, era il galleggiante del carburatore. 80.000 lire. Uscii da là dentro, secondo voi toccava a terra io, con i piedi? Ditemi. Gloria a Dio, gloria a Dio. E in macchina, Signore, sei fedele. Signore, sei grande. Signore, sei buono. Signore, quanto grande sei, perché Lui è fedele. Onoralo che Lui ti onorerà. Non viene mai meno. La parola di Dio è chiara. Non ho visto mai un figlio di Dio raccattare il pane. È vero o non è vero? I leoncelli soffrono necessità e fame, ma coloro che fanno la volontà di Dio non hanno mancamento di alcun bene. Dio è potente. Cercate prima, come le conosciamo a memoria. È bellissimo. Li conosciamo a memoria. Voglio andare verso la conclusione. E chinato il capo rese lo spirito. Vi ricordate Gesù quando entrò nella sinagoga? Vi ricordate quale verso Gesù lesse nella sinagoga? Isaia 53. Isaia 61, dall'1 al 3. Gesù disse, lo Spirito del Signore l'Eterno è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per recare una buona novella agli umili, mi ha inviato a fasciare quelli dal cuore rotto, a proclamare la libertà a quelli in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri, a proclamare l'anno di grazia dell'Eterno, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che fanno cordoglio, per accordare gioia quelli che fanno cordoglio in Sion, per dare loro un diadema invece della cenere, l'olio di gioia invece del lutto, un manto di lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati querce di giustizia, la piantagione dell'Eterno, per manifestare la sua gloria. E disse, questo verso oggi si è compiuto. Gesù sulla croce rese lo spirito. E quando rese lo spirito, cosa disse? Ho terminato. In questo frangente, nel suo lavoro, nel suo compito che aveva, il diavolo non si è infiltrato quante volte nella sua vita? Quante volte si è infiltrato il diavolo? E quante volte lui si infiltrerà nella tua vita perché non vuole che tu porti a compimento l'opera che Dio ti ha chiamato? Dio ti ha dato uno spirito, lo stesso spirito che aveva Gesù, perché Gesù l'ha mandato. Io vado al Padre e vi manderò lo Spirito, e lo Spirito Santo dimora su di noi, ma Lui ce l'ha dato per compiere un'opera, non per stare seduti, per compiere un'opera.
Lo Spirito di Dio è su di me, Lui non ci dà dello Spirito per essere dei campioni, visti? Ci dà un compito, ci ha affidato un compito, il Signore ti ha salvato e ci ha salvati e ci ha affidato un compito. Andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Se qualcuno non ti avesse predicato l'Evangelo, tu non saresti qui questa mattina. Un compito, ma la mia domanda è questa, e mi ho pianto davanti al Signore, ho detto Signore, quando ho finito il messaggio che Dio ha messo nel mio cuore, ho detto Signore, quando io me ne andrò e so che sto andando con te, posso dirti Signore, ecco il mio spirito è compiuto, quello che tu mi hai dato da fare, io l'ho fatto Signore. Posso io dirlo? Posso dire al Signore, ho combattuto il buon combattimento. Ho osservato la fede, perché quante volte ce la vogliono togliere questa fede? Problemi, fratelli, sorelle, amici, persone, ci vogliono togliere la fede, vogliono abbattere la fede. Paolo ha detto io una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno addietro, mi pretendo davanti perché devo compiere un'opera che Dio mi ha affidato. E lui dice io non sono venuto meno alla celeste chiamata che Dio mi ha dato, io ho predicato. Io ho insegnato, molti amici mi hanno abbandonati, ma uno solo non mi ha mai abbandonato, è stato il Signore. E alla fine del corso dei suoi giorni ha fatto quello che mio papà ha fatto. Come testimone della nostra vita io posso essere testimone. Giovanni, ho combattuto il buon combattimento, ho conservato la fede. Adesso vado a prendermi la corona. È compiuto. Concludo con questi versi, 2 Timoteo 1, 6, 10. Per questa ragione ti ricordo, Paolo sta scrivendo a Timoteo, il suo servo, il suo figlio prediletto, un pastore di una chiesa. Per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te, per l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di paura, ma di forza, di amore e di disciplina. Non vergognarti dunque della testimonianza del nostro Signore, né di me che sono suo prigioniere, ma soffri anche tu con me l'Evangelo sostenuto dalla potenza di Dio che ci ha salvati e ci ha chiamati ad una santa vocazione. Quello che dicevo giovedì. Dio ci ha chiamato a una santa e alta vocazione e sentiti fiero che ha scelto te. Non in base alle nostre opere, ma secondo il suo scopo e grazia che ci sia stata data in Cristo Gesù prima dell'inizio dei tempi ed ora è stata manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Gesù Cristo che ha distrutto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'immortalità per mezzo dell'Evangelo. Puoi anche tu ricevere la corona della vita? E allora ravvivi il dono che Dio ti ha dato, che è in te. Ma io non ho un dono, no, ce l'hai. Ce l'hai e come il dono. Sai che la tua presenza in chiesa è importante, anche se non dici niente. Ma la tua presenza sta parlando di una fedeltà verso Dio, anche se stai in silenzio. Che ci vado a fare oggi in chiesa? Che ci vado a fare? Sto a casa. La fedeltà. Io ricordo quando sono venuto qui nel Veneto, noi avevamo nel sud Italia le chiese già erano tantissime, qua c'era una sola chiesa a Vicenza. Non ce n'erano tante. C'era una a Padova e una a Vicenza e noi abitavamo a Bassano, io e mia moglie, quando ci siamo sposati. E anche altri fratelli che sono qui presenti per anni. Abbiamo fatto Bassano, Vicenza, ma anche durante la settimana sempre. E io che sono un napoletano la nebbia non l'ho mai vista in vita mia. Non l'avevo mai vista. Quando sono venuto qua ho visto, ho detto, che è sta roba? Nebbia, che è sta nebbia? Non vedevi niente. E stavi là con la macchina, con gli occhi così, andare a Vicenza tutta sta strada. E vi ho detto che una volta ho seguito uno fino in garage. Ve l'ho detto, sì.
che mi sono fermato, sono sceso, ho detto andiamo avanti o no? E ho detto vedi tu, io sono arrivato a casa, se vuoi entrare anche tu a casa mia. Oh mamma mia, ho detto adesso come faccio? Che non mi accorsi che a 2 ville c'era la qui, io feci così e andai dietro a lui. E andai in garage, proprio davanti a lui. Nebbia, neve, freddo, gelo. Noi a Napoli avevamo la chiesa fuori, ogni chiesa, in un quartiere c'erano 3-4 chiese, quindi dove dovevo andare? Io dovevo fare chilometri, però Dio è stato fedele con noi, è stato più che fedele perché ci ha grandemente benedetti, perché lo abbiamo onorato con la nostra vita, è un dono. Vuoi ricevere la corona della vita? Questa mattina vorrei che noi ci accostassimo alla Santa Cena per sapere ciò che Dio ha fatto nella tua vita. La cosa importante che il Signore ha fatto, una delle cose bellissime che il Signore ha fatto nella nostra vita, sapete qual è? E io lo ringrazio ogni giorno, per la libertà. Cristo è venuto affinché fossimo Lui ci ha resi liberi. Sapete perché uccidono le mogli, i figli, le cose? Perché sono loro, miei. Li tengono incatenati. La cosa più bella che Dio ha fatto nella nostra vita è ci ha resi liberi. Liberi di scegliere, liberi di fare le nostre scelte. Liberi. E questa è una cosa meravigliosa. Io sono venuto affinché abbiano vita e vita ad esuberante. Sono un cristiano. Però, uno dice a me che mi faccio buddista, va là. Almeno là mi metto in contemplazione. Sono un cristiano, gloria a Dio! Da quando Gesù mi salvò sento pace, allegrezza e gioia nel cuore. Quanti conoscono questo cantico? Da quando Gesù mi salvò, da quando Gesù mi salvò, sento pace, allegrezza e gioia nel cuore. Da quando Gesù mi salvò, ho promesso al Signore di servirlo col cuore. Da quando Gesù mi salvò, sento pace, allegrezza e gioia nel cuore. Da quando Gesù mi salvò. Gloria a Dio! Alleluia! Da quando Gesù mi salvò, alleluia, ora appartengo a Cristo, Cristo appartiene a me, non per un giorno ma per l'eternità. Mi ricordo il fratello Grazioso, era insegnante alla scuola biblica, quando ti incontrava la mattina come vai? Insomma i romani dicono mica male, e lui mica male, da quando Gesù mi salvò, e gridava dentro. E tutti quanti noi dietro, no? E lui tutte le mattine te le ricordava. Allora quando poi ti incontrava il prossimo, come va? Da quando Gesù mi... Gloria a Dio! Ma è una verità o no? Ti senti meglio di come sei entrato o no? Alleluia! Perché? Non perché sono bravo io, ma perché c'è lo Spirito di Dio. È Lui che tocca i cuori, è Lui che parla ai cuori. Sentiamoci privilegiati questa mattina. Allora vi chiedo di alzarvi in piedi. Chiedo ai fratelli che ho chiesto di avvicinare alla Santa Cena. Vi serviranno, venite davanti, poi prendete il pane, prendete il vino. E coloro che vogliono il succo d'uva lo prendono il bicchierino da lassù, che lo possono prendere, perché c'è anche il succo d'uva per chi non lo prende. Però loro passano con il pane e il vino. Poi prendete e aspettate prima di prendere, perché la Santa Cena la prenderemo tutti quanti insieme. Gloria a Gesù.